Giorno 14. Sono un po' a pezzi. Ma guardate dove ci siamo accampati. Bellissimo. Pronti? Ho asciugato un po' i vestiti al sole, caricato i cellulari e adesso partiamo. Il cielo si è già rannuvolato. Prima destinazione Lago di Mediana. Appena partito ho fatto già una pausa in questa casera ed è stata un'ottima scelta. Aveva anche il cappuccino, ho preso una fetta di formaggio e simpaticissimo, molto gentili. Loro tra l'altro sono un'azienda carnica. Mi ha detto che il confine col Friuli è giusto 200 metri più in là e qua siamo esattamente a Sella di Razzo. Inoltre mi ha detto che per vedere il lago di Mediana basta proseguire verso Sauris, che lo dovremmo vedere dall'alto. Altrimenti per andarci proprio sopra ci sarebbe un sentiero, ma è lungo e sterrato. Quindi andiamo verso Sauris, lo guardiamo dall'alto e poi ci dirigiamo subito verso il lago di Sauris. Che meraviglia, comunque l'aria è pulitissima, si sente proprio la freschezza del posto e sono contento di averla fatta di notte, così mi posso godere questa vista stamattina. Scusi che le chiedo, ci sono le aganis qua a Sauris? Cosa? Le aganis? Pesci? No, sono delle fatte mitologiche. Io conosco le mucche, i caprioli che vengono a mangiare l'insalata, martore, non sono gli orsi ancora, erano. Niente ragazzi, oggi va così, non avevo nessuna voglia di pedalare sotto la pioggia, quindi mi sono chiuso in quel ristorante, adesso sono già le 6 di sera. Adesso andiamo sul lago e ci accampiamo direttamente. Ok, questa è la galleria più umida che abbia mai visto. In teoria, seguendola, dovremmo uscire dall'altro lato del lago. E difatti, quello laggiù è Sauris. Adesso approfittiamo del fatto che piovicina poco e continuiamo in direzione di Villa Santina, quindi scendiamo la valle. Di questa zona sono famosi i folletti, gli sbilf. Ho provato a domandare alla ragazza che lavorava in ristorante, ma mi ha detto che tutte le storie di cui si parla le sentiva solo da bambina quando era a scuola. Adesso non si ricorda più nulla. Io sapevo che sono molto simili al macchiarot. In realtà dicono che ci siano diverse forme di macchiarot. Sono degli omini piccolini, invisibili a tutti tranne che a coloro a cui vogliono farsi vedere o ai puri di cuore, quindi molto spesso sono bambini. E fanno dispetti, si divertono molto a fare dispetti. Tutti quanti sono accomunati dal fatto che preannunciano il dispetto con un fischio e fatto lo scherzo se ne vanno con una bella risata. E questo è l'altro lato della diga di Maina. Mica sapevo che il lago di Sauris fosse artificiale.
Sinceramente credevo fosse molto più rapida la strada tra Sauris e Villa Santina. È in discesa quasi tutto il tempo, ma comunque lunga. Adesso sono già le 7:20 e mancano ancora 8 km a Villa Santina. Ho appena avuto una grandissima idea. Qui a Enemonzo conosco questo edificio della parrocchia dove venivo a fare campeggi e c'è un bel sottotetto, quindi posso metterci la tenda e passarci la notte al riparo. Per sicurezza però telefono al parroco. Ok, ho già avuto la conferma che posso restare e guardate, ha ricominciato a piovere. Ha tenuto duro proprio per quelle 2 orette in cui eravamo in viaggio. Spettacolo, oggi fortunatissimi. E adesso con un vecchio trucco. Buonanotte. Giorno 15, sono le 9 e il sole splende alto. Oggi dai che facciamo un bel pezzo verso Sappada.